Un solo padre aveva, ed è lo sole, che con il raggio lo suo calore feconda la terra, nostra madre naturale. Tutti lavori un sonno pace, ma sono padrone. E lo padrone è un male vecchio. Ci vogliono chi che aiutano le case, ci vogliono chi che pigliano le pesci dello mare, ci vogliono chi che allevano l'armane. Ma lo padrone no, Chiddo è suo vecchio. Settembre a 12. Buonasera, benvenuti al 19° premio Pino Veneziano. Quest'anno l'argomento che vogliamo trattare è il mare e vogliamo affrontare questo argomento con un personaggio davvero molto speciale, il biologo marino, il dottor Carmelo Isgrò. Questa storia è legata a questo capodoglio che ha avuto una grande sfortuna. È rimasto impigliato in una rete illegale, una spadara, quella che viene chiamata la rete della morte. Da lì l'idea di prendere le ossa, portarle in un museo e tutta attorno a questo capodoglio una serie di installazioni scientifiche e artistiche per far capire l'importanza di proteggere il mare, che il mare è molto bello ma anche molto fragile. Quanto è bella la natura. Ci mettiamo la testa a posto, ma nel giro di 10 secondi, non di 10 minuti, rischiamo l'estinzione della specie nostra. Quello che normalmente mi fa arrabbiare un po' è che molto spesso si dice io faccio questa cosa per l'ambiente, faccio questa cosa per il mare. In realtà il mare ha subito più di 5 estinzioni di massa e come possiamo vedere, ce l'ha sempre fatta. Cioè le specie sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi le specie si sono adattate e a queste condizioni specifiche adesso si è adattato l'uomo. Se cambiamo le condizioni, la natura si adatterà, ma l'uomo sicuramente non sarà adatto. Tu però fai molta attività di divulgazione in questo museo, inviti le scuole. Quali sono le reazioni dei ragazzi e ce n'è speranza? La soddisfazione più grande è quando i genitori vengono da me arrabbiati, mi dicono mio figlio la domenica non mi permette più di mangiare nelle stoviglie di plastica, nei piatti di plastica, i bicchieri, io almeno la domenica mi volevo rilassare, non lavare, le posate di plastica non mi permette più. Oppure mio figlio non vuole più che mangiamo le polpette di neonata, ma erano buonissime, le faceva mia nonna. Ecco, lì è il passaggio, li faceva mia nonna, abbiamo sempre usato questi piatti usa e getta. I ragazzi adesso hanno cambiato registro. Italia, natura.